Sindaco Teso, sta montando una polemica tra maggioranza e opposizione in questi giorni in merito alla richiesta che pare pervenuta dalla comunità musulmana locale sandonatese in merito a una nuova sede dove poter esprimere il loro culto. Al momento la situazione com'è, Sindaco? C'è stata una richiesta ufficiale? C'è una trattativa con i vecchi gestori? Qual è la nuova sede che sarebbero intenzionati a cogliere? Però intanto grazie per l'opportunità che mi date di chiarire la situazione. Io ho ricevuto la scorsa settimana una rappresentanza della comunità musulmana, dei giovani marocchini, uno del Chad, due bengalesi, e mi hanno esposto così il loro desiderio di trasferire l'attuale centro studi, centro ricreativo che hanno, che è già a San Donà, vicino al Don Bosco, e di spostarlo in un'altra sede dietro Piazza Rizzo, via Crispi. Non è stata presentata ancora nessuna domanda in municipio, gli uffici non hanno ricevuto alcuna richiesta di accesso ai documenti, quindi non c'è ancora nulla di concreto dal punto di vista amministrativo. C'è una trattativa in corso con la proprietà del negozio, che possiamo dirlo insomma è l'ex negozio Video Rebel, che è stato chiuso alla fine dell'anno scorso. Insomma è un negozio grande, ma è un negozio in sostanza, quindi il problema che si pone è proprio questo, la destinazione d'uso di quello spazio. Da parte nostra io ho visto insomma qualche consigliere di maggioranza sollevare delle perplessità, però nessuno ha negato il sacrosanto diritto della comunità musulmana di trovare un posto dove poter praticare il proprio culto, manifestare il proprio pensiero. Da parte mia assolutamente non ci sarebbe mai un divieto o un ostacolo. Insomma, l'articolo 19 della Costituzione è molto chiaro, dice tra l'altro tutti sono liberi di manifestare il proprio credo religioso, di professare la propria fede, e quel tutti è molto particolare perché negli altri articoli, quelli precedenti, il 16 per esempio che abbiamo utilizzato tanto durante la pandemia, cioè la libertà di movimento, dice tutti i cittadini, mentre il 19 dice tutti. Quindi la libertà di culto è garantita dal nostro ordinamento a tutti quanti, quindi assolutamente non ci viene la più pallida idea di impedire a qualcuno di professare il proprio credo. Il tutto deve avvenire però nel rispetto della normativa vigente, quindi obblighi di sicurezza, prevenzione incendi, vie di fuga, e ricordiamo che stiamo parlando di un negozio in sostanza, ferma restando la massima disponibilità che io ho manifestato fin dall'inizio. Mi ha fatto piacere di aver ricevuto la comunità musulmana, insomma ho piacere di dialogare con la comunità, che sia aperta, che si confronti. Ho raccomandato a loro di tenermi sempre presente, se hanno problemi di venirli a rappresentare subito prima che possano diventare più gravi. Insomma il comune è aperto a tutti, quindi senza distinzione, ci mancherebbe altro di religione. Ricordiamo, Sindaco, per una comunità che consta di circa 500 persone. Ecco, la richiesta che le è stata fatta nello specifico riguarda un centro culturale o un luogo di culto? No, loro hanno sempre parlato di centro culturale, un punto di ritrovo per gli adulti e anche per bambini, fanno anche dei corsi. Ricordiamo che l'arabo è una lingua molto complicata e molti degli immigrati che abbiamo qui, pur parlando arabo, non lo sanno né leggere né scrivere, quindi organizzare dei corsi anche per loro di scrittura. Insomma, l'arabo è un po' come il cinese, il giapponese, molti lo parlano a livello dialettale magari, però poi non lo sanno scrivere, non lo sanno comprendere quando è scritto. Quindi già su questa questione si sta facendo un po' di confusione tra la destinazione che vorrebbero farne, perché si parla effettivamente di un centro culturale dove fare qualcosa di utile, anche insegnare e anche ad avvicinare le culture. Tra l'altro cultura araba che lei già un po' conosce, Sindaco. Sì, è stato un momento quasi simpatico perché quando sono entrati si sono presentati e hanno detto sì, noi siamo fedeli all'Islam, e io ho detto sì, guardate, anch'io ho studiato il Corano, ho studiato la Sharia ai tempi dell'università e qualcosa mi ricordo. E mi hanno detto che cosa si ricorda? Allora li ho lasciati di stucco perché mi ricordavo bene la Shahada, che è uno dei pilastri della fede dell'Islam, che è la frase che il fedele deve ripetere, che è la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. E quando gliel'ho detta sono rimasti senza parole e esterrefatti, perché non pensavano probabilmente che un pubblico amministratore di una cittadina di provincia potesse sapere, conoscere in maniera così anche abbastanza approfondita il loro credo. Insomma io l'ho studiato, per questo non ho preclusioni di sorta e mai ci sarà da parte mia una chiusura. Certo, il rispetto della norma vale per tutti, senza preclusione per nessuno. Pretendiamo il rispetto di tutte le normative e ci impegniamo ovviamente a dare a noi stessi esempio di questo, rispettando tutta la normativa esistente. Grazie, Sindaco. Grazie a voi, grazie.